Amici telespettatori, buonasera a tutti, benvenuti in questa rubrica dei cuori solitari e soprattutto dei cuori solitari dei tipi strani. Questa sera mi trovo a Peschiera del Garda perché ho avuto un cuore salutario praticamente che mi ha chiamato perché è in gravi difficoltà, sta cercando l'anima gemella. Io sono venuto qui a casa sua appunto per intervistarlo e cercare di aiutarlo. Buonasera. Buonasera. Allora, tu sei praticamente... Sì, sei in cerca dell'anima gemella. Ti chiami Alex? Sì. Hai 35 anni? 35 anni, purtroppo ho avuto una sfiga. Dura, guarda. Lo so Alex, però succede, tu non devi praticamente prenderti una collera per questo, perché alle volte la collera porta ad altri dispiaceri. È veramente, guarda, è una roba terribile. Alex, ma che ti è successo? Cioè, raccontami la tua storia. E pensa che una volta avevo trovato una ragazza che era stupenda, bellissima, meravigliosa, mi amava all'infinito, ma era una cosa pazzesca, un amore travolgente. Solo che? Ci sono andati in appuntamento, cazzo, un autobus è andato sotto. Poi, il giorno dopo, ne ho conosciuto un'altra, bellissima anche quella, stupenda. Dopo mi ho conosciuto? Ho detto, no. Ma le hai dato l'appuntamento fuori? No. No. Ma Ma lei non sapeva neanche. c'era il pericolo. Manco lo sapeva lei. Ma a me piaceva lei. Cioè lei neanche lo sapeva. Che senti? Sono una roba terribile. Vabbè, Alex, io sono qui per aiutarti e cercare di risolvere il tuo problema. Tu hai 35 anni. Scusa se fumo, No, non ti preoccupare. Hai 35 anni, sei di Peschiera del Garda. Bellissima zona, piace. Sì, non l'ho vista, è una zona stupenda. E stai cercando la tua anima gemella. Sì. E allora, che tipo di donna sei interessato a trovare? Cioè, come dovrebbe essere una donna per catturarti? Guarda, deve essere una donna, una valchiria. Valchiria. Una valchiria. Una Definisci donna valchiria alta. perché ci sono certe telespettatrici. Alta. Almeno sui 2 metri. 2 metri. 2 metri. Buono. Ma 2 metri con 2 gambe. Che le gambe siano gambe un metro e mezzo le gambe. E forse di più, perché essendo 2 metri. È una roba. Ci vuole la scala per baciarla. Esatto. Tutta coscia praticamente. Tutta coscia. Perfetto. Poi? Tanto così di vita. Esatto. Cioè la vita strettina. Stretta, proprio. Più stretta possibile. Un'ape. Esatto. Una pecar. E la coscia la vuoi leggermente arrotondata oppure No, dritta? la voglio stagionata. Stagionata. Esatto. Quindi non sto. Mentre il paraurti di dietro come deve essere? Senza botte. Senza botte. Esatto. Quindi un paraurti di quelli che. Cioè che escono direttamente dalla fabbrica. Esattamente, perfetto. Certo. Sì, con ancora la targa che si legge perfettamente senza botte, no? Esatto. Capito? La vuoi lucidata oppure... Guarda, la vorrei come targa. Sì. Una targa di quelle, anzi come donna, no? Certo. Con le cromature. Le cromature importanti. Destra o sinistra? Perché ci sono certe cromature, tu mi insegni. Facciamole sotto. Sotto. E con le luci blu. Le luci blu sotto. Perché... Stile Fast and Furious. Wow. Esatto, perché ora quando la donna si vede con le luci blu, cazzo. Esatto. Andando per strada si vedono certe camminare con le luci blu. Tutte. Certo. Sulla statale poi. Vabbè, parliamo dell'età. Tu hai 35 anni. Quindi Età, questa guarda, donna... sui 15 anni. Sui 15 anni. Di età. No. Sui 15 anni... Per gamba. Per gamba. Quindi sono 15 e 15, 30. Quindi la ragazza... Però mi piacciono anche un po' più stagionate. 15 per gamba, 15 per l'altra gamba, perché poi c'è il 15 per paraurti. braccio, 15 per l'altro braccio. E quindi sono 60. 60. Quindi ti piace la donna Ricca. anche di 60 anni? Ricca. Molto ricca. Esatto. Molto ricca. Cioè, molto. Questa praticamente è la cosa, la base Ideale. principale. E che soprattutto soffre di cuore. Che soffra di cuore. Sì. E indovina perché? Perché? Perché io sono bravo a letto. Esatto. E quindi quando va... poi... Va bene, Alex. Allora, amiche telespettatrici, avete conosciuto Alex, 35 anni, di Peschiera del Garda, che è interessato a conoscere una donna che sia bella, stagionata, come ha detto lui, alta almeno 2 metri. 2 metri, che insomma abbia delle belle gambe, che almeno arrivino a un'altezza di 1,5 metri. Sì. Abbiamo parlato del colore dei capelli. Le tette. Ah, esatto, questo è un argomento. Le tette come lo dovrebbe... Una sesta. Sì, cioè, le dovrebbero arrivare praticamente al pancino. Esatto. Ma le vuoi queste tette, parlando di tette, come le vuoi? Dure? Sode come quelle di Cristina del Grande Fratello dell'Ideale. Non le conosco sinceramente. Quelle rimbalzano quando si gioca a palla. Cioè le tette mosce non ti piacciono? No, e come mai? Perché ci sono certi uomini che sono amanti delle tette mosce. Con una, c'era freddo, non aveva la sciarpa, ha preso le tette
Certo. Ha fatto la sciarpa. Ah, anche perché poi ti lascia i segni sul corpo. Cazzo, è poi una dura, bella cosa. dura. Certo. Vabbè, allora che abbia le tette abbastanza dure, sì. sode, come ha detto Alex, e poi qualche capelli altro particolare. bianchi. Capelli bianchi. Bianchi. Sei attratto praticamente dai capelli bianchi. Molto bianchi. E come mai, Alex? Tu nutri questa passione? Col bianco puoi dargli tutti i colori che vuoi, no? Tu prendi il bianco, gli metti un po' di rosso, fai stellatura rossa. Metti il marrone, il giallo, Esatto. il fucsia. Giusto. Capelli fucsia. Va bene, Alex. Quanto tempo è che sei single? Troppo. Esatto, ora giustamente è arrivato il momento. Vabbè, amiche telespettatrici, ripeto, per tutte quelle di voi che fossero interessate a conoscere Alex e 35 anni di Peschiera del Garda, potranno fare altro che telefonare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. 1-2 c'è. Alex è qui, che sta aspettando, per cui telefonate. Per la rubrica dei cuori solitari dei tipi strani, Alberto vi saluta, naturalmente in compagnia di Alex. Ciao ciao. Oh yeah.